Chiudiamo la puntata con un pezzo così di storia del costume italiano. Franco Dani. Eccoci qua, ciao Riccardo, ciao. Piacere. Piacere di rivederti. Allora Franco, ho detto bene un pezzo di storia? Sì, anche perché credo che negli anni 70 i fotoromanzi hanno fatto proprio una grande storia. Io sono stato un po' il personaggio che ha fatto sognare milioni di persone proprio con queste bellissime storie d'amore. Già. Ed è bellissimo anche perché sono passati tanti anni, però credo che in qualunque posto vada c'è sempre la maggior parte delle persone che mi ricorda proprio i fotoromanzi. Mi dico sempre: ma quanti soldi mi hai fatto spendere con i fotoromanzi? Però è un passato bellissimo. Saranno state bellissime per te le storie, ma non tanto per me. Perché? No, in quanto così, diciamo così, le mie coetanee seguivano chiaramente, leggevano i fotoromanzi e dicevano quanto è bello questo, quanto è bello quest'altro, mi piacerebbe uscire con questo, eccetera, eccetera, e noi rimanevamo un pochino così a guardare, diciamo, in un certo senso un po' invidiosi naturalmente della cosa. Della popolarità, certo, di questo successo, no, anche della bellezza, di questo successo ragazzi, nei confronti delle donne, sì, no, ma comunque è un bel tempo. Io comunque sono felice di ritornare qui a Mille Voci. Ho partecipato 2007, 2008, grazie a Gianni Turco che mi ha rivoluto come ospite, e devo dire una cosa: Mille Voci, questo lo devo dire sinceramente, è un programma che veramente oggi ci vuole, perché televisivamente non c'è più niente, e questo programma, ci sono dei vari no, ci sono tanti, dai, sì, diciamo, sì. Grazie Gianni. Grazie. La tua professione naturalmente ora è quella di cantante, di portare le tue canzoni, i tuoi successi, perché so che sono anche diversi. Sì, devo dire che ho inciso tantissime canzoni, quasi un centinaio. Ho fatto anche dei bei successi partendo dal 78 con Aspettami, 79 Ti svegli con me, 80 Mare, ma se dovessi andare avanti, Piccolo amore mio, ho vinto il disco per l'estate, Manchi solo tu, Dove vai Festival Bar e tante altre canzoni. Poi c'è l'amico nostro, l'amico Piero Mirigliano, che salutiamo, che mi ha scritto tantissime canzoni. Bravissimo autore, veramente. E devo dire che anche tu, mi pare, hai... Anch'io ho attinto da lui, Piero, sì, devo dire che è vero. La canzone che ci canti oggi? Allora, tu hai parlato di fotoromanzi, sì. Io sono una persona romantica. Questa è una canzone di diverso tempo fa, però è molto bella e rispecchia molto la mia personalità, e credo che rispecchia anche la personalità di milioni di persone che sono come me, romantici. Franco Dani. E siamo noi, una persona sola con un cuore in più. Noi semplici in un discorso a due che non ha limiti. Noi complici di un sentimento che vuol sopravvivere. Amanti poi ci confidiamo tutto senza fingere. Romantici, noi che crediamo ancora nelle favole. Noi liberi, ci diamo tutto senza mai pretendere. Romantici, perché ci basta poco per sorridere. Amare poi è l'unica ragione per esistere. Il tempo va e cambiano le cose come cambiano. Felicità e poi scoprire che noi siamo sempre noi. È musica, è un'emozione che ti lascia un brivido. E vivere, e dare un calcio poi alla solitudine. Romantici, noi che crediamo ancora
grazie. Allora siamo giunti al termine. Ci vediamo alla prossima, ciao! Evviva! Marina! Vieni Marina!